Buonasera a tutti, vi siete voi, Tenovera de Oie, di 31 del mese di gennaio 2026, il mese che abbiamo finito e che lo mandiamo stasera a mezzanotte. Speriamo che il volume sia andando bene, comunque sta via, perché cazzo, tutto il meglio possibile e immaginabile le può migliorare questo volume. Credo debba essere resistito, dato che vedete sul microfono vibranne, metta alto e quindi che andare insomma l'audio è mezzolato metta. Cominciamo diretto idenne come si presenta sa die si presenta de voi, ecco, ho tutto calcolato, prima abbiamo una neuleda pure bassa ma come non vi spruso, promettenne abba insomma, ecco poi lo vediamo su Zaravallo. Ecco un'altra la fotografia un pacco da posare questo. Ecco qua, infatti in alta che dà il saldecchia, cioè praticamente da no, un quarto ora, ne manco, insomma, sì, la sale da un quarto ora, a cominciare a provare, e però è potuto da dire, guardate bene, poi pure, insomma, abbastanza bene, ecco, cioè non vada pintato diverso il gottioso, ma comunque via deve esprimere in maniera discreta, non tropposa, ma ne essi una muline abbondante. Bene, 8 gradi temperatura massima, 6 gradi sa minima e vento pare che non mi navata. Crasa, invece domenica, 9 gradi al massimo, è il minimo, e abba vina a mezzodia e poi comincia a un pacco a spalazzare e resta mezzo coccolato poi sulle stesse vie. Nel si viene a spartita a sa schim, a sa strese e già spalazzati, insomma, viene a che devono giocare a pallone. I dimos sono Paco Carchivatofero, questo è il Suzzilleri del Donex, che era dato in dono il morso a suo scazziatore. Eccolo qua, cusa di fotografia, poi pure custa, e poi pure carcatera, che noi e tena pa fatto, boh, vediamo un po', è una parte diversa della fotografia, non bisogna, boh, e tena fatto, non bisogna. Ah, ecco, no, questa è Strada della Piazza, no, non bisogna, è strano che non bisogna questa fotografia, già, che l'ha già inviata, ma evidentemente, boh, chissà, i te non fatto, ne è arrivate solo due, e lì no, che questa piazza, bisogna essere arrivato diverso, invece non bisogna, vabbè, non comprendo il motivo, vabbè, non bisogna tutto la fotografia, sino che siamo vedendo Prasta del Sanzelu, come te la sono finine, e insomma, la sono ponendo grussa la pretta, insomma, manco in Piazza Nova belga è grussa, quindi non sa sfassare tanto facilmente, insomma, pare il mio un pacco esagerato per una piazzetta di questo tipo, non, beh, non è che piccola sull'autotreno, prenoso del Contone de Granito. Come ti si vede, hanno fatto questo muretto, intro, hanno fatto un pacco, ma hanno nato queste può ammentare sul fatto che in cui è beata un weekend bitela dove si para, per esempio, e altre cose, insomma, vabbè, insomma, è una questione del parere architettonico, non tutti sono condivisibili, insomma, ma comunque sia, potete andare bene venerdì. Non bisogna vedere la fotografia, è scappato, e vabbè, è pazienza. Andiamo da innanzi, però aspetta, proviamo a fare una cosa, proviamo a tankare e a tornare a caricare a dire, sì, scarica te un attimo, ecco qua. Torniamo a caricare a dire.
Va bene, eccola qua. La Donex Beste, Donex in tutti lo spratteriglio, so, pronto, so, posso scazziatore e sono sparita sperosa da piazza, vabbè, non comprendo. Andiamo da innanzi e entriamo, eccola qua, da piazza come sono arrivata, so, questa piazzetta, Piazza de Sanze, in parte di Subara, ecco, ecco qua, questa è già prazzetta chi sono approntare che la bella che è finita ma solo su canto insomma in fondo non vedete vedere chi bessi scavatore entriamo lui sarà segna stampa aspettate un attimo che poniamo il quadro preno pronimo ecco le goi ecco come il quadro preno e partiamo da questa pagina da questa prima pagina adesso non che alla finanziaria. L'assessora ma 164 milioni di utile massima solidità. E va bene, andiamo già da innanzi, andiamo rientriamo questa prima pagina dell'Unione Sarda, la finanziaria va, opposizione fuori dall'aula, allerta arancione, scuole chiuse, a Cagliari erosione sabbia dalle cave per la spiaggia del Poeto, cioè praticamente su Poeto si chiede appennicato la sabbia. E poi abbiamo due editoriali, insomma, o intervento, il commento se l'America fa paura di Claudio Cerasa, l'America oggi fa paura per il linguaggio, per l'imprevedibilità, per la violenza, per la semplificazione brutale dei rapporti internazionali, la minaccia sulla Groenlandia, le ambiguità sull'Ucraina, l'idea di un mondo governato dai rapporti di potenza più che dalle regole, hanno riportato, lo sappiamo, l'ansia al centro del dibattito globale. La domanda allora è inevitabile. Il mondo può reagire? E soprattutto l'Europa lo sta facendo? La risposta non è facile e verrebbe da dire che no, l'Europa non va. Poi Belceria Coffeddu, difendere la libertà, e Zio Mauro in un recente editoriale su Repubblica ha affermato una tesi che appare semplice solo in superficie. La sinistra, se vuole restare fedele a sé stessa, deve oggi schierarsi senza ambiguità dalla parte della libertà e contro ogni tirannide anche quando questo schierarsi è scomodo o contraddittorio. Quando cita Kiev e Teheran come città sacre, città simbolo e certa una rappresentazione è perché una rappresenta un popolo aggredito che resiste ad un invasore, l'altra un popolo che protesta contro la dittatura. La polesce gli articoli del Zio Mauro, quindi vi la Pinocchio da innanzi, potrebbero leggere sicuro tanto è interessante, ma non che gli allargare da rassegna stampa a stampa pure italiana, che se no già no, che batta 20 chimbe pagina del giornale che devo trattare oggi e pensate un po' così poi poniamo pure Repubblica, il Fatto Quotidiano, eccetera, eccetera. No, che io su Manzano in parte intendo, in parte consulto, insomma, però non posso allargare Gai Meta. Bene, andiamo da innanzi, sta in telescopo per l'isola del futuro. Nell'elenco del
il fatto che sono competente, ancora insopportabile, quando ha deciso che divulgare fosse il modo giusto per lei di ricercare. Ho iniziato a divulgare la fisica quantistica più di 25 anni fa, quando l'idea stessa di farlo sembrava impraticabile. All'epoca eravamo in pochissimi a parlare pubblicamente di fisica. Di donne nella scienza italiana sui media eravamo 3: io, Rita Levi, Montalcini e Margherita Hack. Con loro mi confrontavo, a loro chiedevo consigli. Esistono tracce documentate di queste conversazioni, ancora rintracciabili. Sono stata l'ultima persona ad intervistare Rita Levi Montalcini e una delle pochissime ad entrare nella sua casa. Questo è il percorso da cui vengo ed è per questo che oggi sono ciò che sono. E come i anni fa che tutto complottista da chinare che già sta il telescopio prima non era anche servito proprio il pone sa riscoria radioattiva, poi che hanno si sono reso sconto chi Babileo come sono anni che serviti pro a addestrare los aerei a volare a bombardare sul mondo, cioè insomma non bianchi non opaco lo scomplottista da bidere deite si tratta da questo Einstein telescopo. Bene, andiamo da innanzi, pagina numero 2, Sogliastra, autonomia tagliata, sarà battaglia altare, scuola, a Tertenia e il Bono, cioè quindi hanno intenzione di anche il ricorso a sostaglio del subcommissario, che poi sono taglio di direzione, cioè accorpamento, non è schibati scuola tancata, devono una verità, insomma, ecco su poi questo argomento interveni, bisogna tutti dal sesto evidente, che bel Ciccolini, Torra Pintato, ma Bespuro Bastianella Buffoni, che adesso opposizione, Giuseppe Luigi Cucca, Pierluigi Saiu, Lisetta Bidoni, Emiliano Feno e Giuseppe Ciccolini, e poi Bespuro Talana, la Slorune. Le classi si svuotano mentre Alberto e Caro si riempie di 41 bis. Talana Sanarata, lavoriamo insieme. Siamo al paradosso. Le scuole del Nuorese perdono pezzi, le aule si svuotano, gli investimenti tuttavia sono dirotati al carcere con le celle di Bado e Carro, destinate a riempirsi di 41 bis. Francamente inaccettabile, sconcertante che in una da sempre considerata Atene sarda venga individuata come destinazione ottimale per i detenuti e contemporaneamente sia principale bersaglio di ulteriori tagli all'istruzione. Questo è su chi narra Talanas, condivisibile assolutamente, un pacco in sostegno dei pitalgi, insomma. Numero in occasione in Nuova Sardegna, scuola, autonomia e addio, la rivolta dei territori. In città soppressi il liceo Asproni e l'istituto Poda. Non è che sono soppresso, sono accorpato. Vabbè, insomma, però Oliene e Orgosolo alla carica, lesi i diritti degli studenti. I due centri pronti a consigli ad hoc e chiedere il dietrofront, cioè sono convocati nel consiglio comunale in mobilitazione può dire appunto che va che Torre Norte, insomma, dopo la notizia dell'accorpamento dell'istituto comprensivo del paese dei Murales ai vicini del Corrasi, monta la protesta. I consiglieri comunali di Paris Uliana Nova, Gianfranca Sales, Enrica Picca e Sebastiano Boi hanno presentato una interrogazione urgente per discutere la questione nel corso di un consiglio comunale. Abbiamo chiesto al sindaco Sebastiano Congiu e all'assessore competente se fosse a conoscenza, prima della diffusione del decreto commissariale dell'accorpamento dell'istituto comprensivo Orgosolo con quello di Oliena. Una situazione che merita di essere seguita con maggiore attenzione. Vabbè, però l'hanno inserito sugli occhi politici qui pure.
L'emergenza idrica è finita, invasi pieni al 67%, bacini vicini ad 1 miliardo di metri cubi, ben oltre i livelli degli ultimi anni. Soriga, l'ENAS, narra qualche criticità solo in Nurra, con risorse ancora al 50%. Penso che si siete intendendo bene, vero? Vabbè, fino a se sono pacco su che sono intendendo sul numero del suo ascoltatore, vabbè. Anche oggi allerta meteo, al nord piogge e temporali, scuole chiuse a Cagliari, rischi per Campidano, Iglesiente, Tirso e Flumendosa. Intanto, cargo che resta chi posti in difficoltà, insomma, cargo trainato al porto di Cagliari. La nave con 33 marinai rischiava di schiantarsi sugli scogli di Punta Spalmatore. Con l'attraco a una banchina del Porto Canale, poco prima delle 13 di ieri, si è conclusa la drammatica disavventura dei 33 componenti dell'equipaggio della nave Blue Ocean A, tutti nordafricani e mediorientali, alla deriva nel mare in burrasca dalle 16 di mercoledì davanti alla scogliera di Punta Spalmatore, nell'isola di San Pietro, per una avaria al motore. Il cargo di 116 metri con bandiera St. Kitts and Nevis, costruito per il trasporto di animali vivi ma senza carico, in navigazione da Green Bitter, Lac Egitto, verso Cartagena, Spagna, è diventato ingovernabile e la furia delle onde alte, anche 5 metri, con il vento che soffiava a 69 nodi, lo ha spinto fino a 70 metri dalla costa. Hanno evitato che andasse a finire sulla scogliera le motovedette della Guardia Costiera e i rimorcatori giunti da Portovesme, Sarrox e Cagliari, che lo hanno agganciato dopo 4 tentativi falliti per i cavi che si sono spezzati, e lo hanno prima messo in sicurezza nel golfo di Palmas e poi trainato, come chiesto dall'armatore, al porto canale del capoluogo. E va bene, meno male che sta andata a gai. Andiamo da innanzi, regalo. Anche oggi allerta meteo al nord, piogge e temporali, scuole chiuse a Cagliari. Abbiamo già visto su Unione Sarda questa cosa. Ah no, queste sono la stessa pagina, scusate. Finanziaria approvata nei tempi, ma è scontro con l'opposizione. Il centrodestra è infuriato per l'assenza di Manca, ha abbandonato l'aula. Vabbè, dai. Desirée Manca mi attribuisce una importanza che non ho. La conferenza di Oristano programmata da 4 mesi fa, cioè praticamente Kitty in una conferenza. Todde, il Consiglio unito sui problemi reali, commenti positivi al voto da Loci, CAL, Comitato Autonomie Locali, Murru, UIL, Meloni, bilancio proiettato sulla manovra. E va bene, tutto fiori, rose e fiori. Via a una riforma del lavoro e basta ai part-time involontari. L'assessora Desirée Manca fa il punto su nuove assunzioni, incentivi e programmi. Numeri positivi, ora dobbiamo favorire l'incontro tra la formazione e le imprese. Studio gratuito contro lo spopolamento. La proposta firmata da tutti i partiti è stata approvata dal Consiglio regionale. Dite si tratta per combattere lo spopolamento e la dispersione e l'abbandono scolastico in Sardegna bisogna sostenere il percorso di studi dei nostri giovani, dai servizi educativi per la prima infanzia fino all'istruzione universitaria. E l'idea, sulla base dell'ordine del giorno approvato in Consiglio regionale a conclusione del dibattito sulla legge finanziaria. Un provvedimento, primo firmatario De Riu del PD, sottoscritto da tutti i capigruppo consigliari. Uno dei principali fattori che incidono sulle scelte di permanenza o di abbandono del territorio da parte delle famiglie
e dei giovani è rappresentata dall'accessibilità ai servizi educativi e formativi, ma anche dai costi sostenuti lungo l'intero percorso di istruzione. Si legge nel documento che fa riferimento anche ad ulteriori possibili effetti positivi legati ad un investimento pubblico in istruzione e formazione. Consentirebbe infatti di liberare risorse nei bilanci familiari e generare un impatto favorevole sui comuni e sulla economia locale. E inoltre viene segnalato come politiche strutturate di sostegno lungo l'intero ciclo formativo possano contribuire a ridurre le disuguaglianze territoriali. Vabbè, questo è vero, in parte questo, ma comunque questa è una buona vaina comunque, dai. Andiamo da innanzi. Siamo in politica internazionale, un po' commischiata di attualità, ecco. I raid dei russi non si fermano, sospesi soltanto gli attacchi su Kiev. In effetti Trump Putin l'ha andato Kiev, poi sospende sul bombardamento su una chita e poi invece è tutta una fanfarata alla trampiana, insomma, cioè a quanto pare si sospende in Vina Sacrasa domenica sul bombardamento su Kiev, ma sul resto no, assolutamente. Ucraina, Zelensky, i colloqui previsti ad Abu Dhabi potrebbero saltare. Oh, yeah, yeah. Il Cremlino conferma l'annuncio di tregua fatta giovedì sera da Donald Trump, ma precisa che non verranno più effettuati attacchi solo sulla capitale Kiev fino a domani, il 1 febbraio compreso. La decisione, ha spiegato Mosca, è stata presa su richiesta della Casa Bianca per creare condizioni favorevoli per i negoziati con la controparte ucraina. Al di fuori della capitale i raid delle forze armate russe sono proseguiti. Nella notte sono stati lanciati un missile balistico e oltre 110 droni. I russi stanno concentrando i loro attacchi sulla logistica, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha poi risposto alla sfida del Cremlino ribaltandola. Per me è impossibile incontrare Putin a Mosca, sarebbe come incontrare Putin a Kiev. Lo inviterò pubblicamente, se oserà ovviamente. Il leader ucraino ha anche fatto sapere che i colloqui in programma domani ad Abu Dhabi potrebbero saltare o cambiare sede per situazione tra Stati Uniti e Iran, per la situazione delle tensioni che bestia. Inoltre Zelensky ha rivelato che la Russia ha sospeso gli scambi di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio. Quanto alla questione territoriale, Zelensky ha ribadito che al momento non si è riusciti a trovare un compromesso. Gli Stati Uniti stanno proponendo una zona franca. Ad Abu Dhabi abbiamo discusso su cosa intendano. Al prossimo incontro aspettiamo il feedback della Federazione Russa, cioè la proposta russa è sempre samatissima. L'opposizione fa saltare l'evento fascista e il caso, occupata la sala stampa, i parlamentari intonano Bella ciao. Andiamo da innanzi. Ecco qua, dimensionamento, mondo della scuola sul piede di guerra. L'abbiamo già visto il Unione Sarda, quindi andiamo da innanzi. E invece abbiamo una bella nuova, che diabete 2 da Olbia e Sassari, una scoperta. Uno studio mostra l'effetto antiossidante della metformina sulle donne. Il medicinale metformina riduce in modo significativo lo stress ossidativo nelle donne con diabete di tipo 2, è quanto suggerisce uno studio italiano i cui risultati sono stati resi noti dalla Società Italiana Metabolismo, Diabete e Obesità. La ricerca, pubblicata sull'European Journal of Pharmacology,
rappresenta una delle prime evidenze cliniche di una risposta antiossidante sesso specifica, cioè solo posso femminile, al farmaco antidiabetico più prescritto al mondo. L'interesse degli esperti verso questo aspetto è legato al fatto che lo stress ossidativo è uno dei principali meccanismi responsabili delle complicazioni del diabete, spiega Giancarlo Tonolo, presidente del SINDO. SINDO è appunto questa società italiana metabolismo diabete. Lo studio pilota è stato condotto in Sardegna nell'unità operativa di diabetologia dell'ASL Gallura di Olbia insieme al laboratorio di SexGen Medicine dell'INB, Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Sassari, in collaborazione con Ilaria Campesi e Flavia Franconi, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie dell'Università Federico II di Napoli. Quindi questo è un studio veramente profondo e affidabile. Banco di Sardegna, l'utile a 164 milioni, approvati i conti preliminari del 2025. Ecco, idenne questa cosa che questa persone che dite di no che fotografata estano vesicheso e si narrata Gianfranco Farre, esubrate di Dino Farre, di così che Bassadomo in Ertila, ed è praticamente il direttore del Banco di Sardegna. Vediamo qualche cosa. Allora, il Banco di Sardegna presenta come un'unica cosa carica esatta come teste Gianfranco. Il Banco di Sardegna presenta i dati preliminari 2025 e conferma l'eccellente stato di salute, conti in ordine, solidità e patrimoniale, capacità di copertura dei crediti deteriorati fanno del Banco di Sardegna un unicum nel contesto nazionale. È la principale banca regionale, pur inserita nel quarto gruppo bancario nazionale BPER. Il numero del 2025 confermano e migliorano i dati del 2024, con un utile netto che arriva a 164,3 milioni, con una crescita continua rispetto agli anni passati. Allora vediamo se un Paco in un becito da Gianfranco. Perché Banco Sardegna vabbè, no, ecco qua, Presidente, questi dati testimoniano di un banco in Sardegna in salute, come conferma il Presidente Gianfranco Farre, che parla di solidità e capacità di creare valore in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti globali, con aumento dei rischi e dell'incertezza. Il valore dei finanziamenti netti alla clientela conferma il nostro impegno a sostegno dell'economia reale in un momento in cui la Sardegna si confronta con rilevanti sfide di carattere strutturale. Bene, complimenti Gianfranco, bravo Metta. La sapamos pure, poi sa Nuova Sardegna. Cagliari, occhio al Verona, questa è un'occasione d'oro, giocano, no? 9 mancano un quarto, mi pare. Via libera tra polemiche alla manovra per i comuni, centrodestra fuori dall'aula, ma la maggioranza va avanti. Truzzo inaccettabile. Comandini prova a ricucire lo strappo. E insomma, no, che abbiamo sanità 4,3 miliardi. Trasporti 900 milioni, guardate 4,3 è su mese, quasi, cioè un pacco da manco è su mese, este 11 miliardi, 11,6 miliardi.
trasporti 900 milioni, lavoro 287 milioni, sviluppo economico e competitività 587 milioni, enti locali 850 milioni. Misure importanti: 530 milioni fondo non autosufficienza, 100 milioni adeguamento al fondo sanitario regionale, 100 milioni incremento fondo unico enti locali, 30 milioni province e città metropolitane, 100 milioni attivazione e investimenti privati, 10 milioni ristori dei danni del ciclone Henry, 5,5 milioni abbattimento delle liste d'attesa, 3,5 milioni rigenerazione urbana nell'area dell'Einstein Telescope, 3,5 milioni, 5,6 milioni edilizia scolastica, 5,3 milioni società sportive, 5 milioni attuazione del patto di Buggero, sicurezza sul lavoro, 6 milioni manutenzione delle reti idriche. Ora bisogna spendere bene. Bene, andiamo da innanzi. E Sportino che torna su Cagliari, prova del 9 contro il Verona, stasera alla Domus, e gioca appunto Assa 20 e 45, cioè Assa 9, manco 1 quarto. Banco di Sardegna, volano gli utili, questo è il Unione Sarda, quindi questa nuova Sardegna, scusate sarà più sbagliato, crescita del 18,7% su anche raccolta, la raccolta fondi, insomma, FAR nata confermata la nostra solidità. Este il Brattile del Kircheduar, insomma, del Subedotto, le sorelle Farre, sono tutto una parentela. E torniamo a questa prima pagina, leggiamo scarchi cos'è de Ciriaco Feggio. Allora, ma la libertà va difesa comunque, sono in gioco valori come libertà, diritti e resistenza all'oppressione. E secondo Mauro, le sinistre la sinistra non difende questi valori, ha perso la propria ragione storica. L'accusa rivolta a una parte della sinistra italiana è esplicita: diffidare dell'Occidente, realizzare la democrazia, essere più anti-americani che pro-libertà. E infatti, di fronte al fenomeno Trump, Ezio Mauro sostiene che difendere Kiev e criticare Trump, sostenere chi protesta a Teheran e restare fedeli alla democrazia occidentale non è una contraddizione, ma un'unica e coerente posizione. O la sinistra difende ovunque la libertà contro la tirannia, oppure smette di essere sinistra. La sinistra si deve, ancora una volta dico io, perché non ha più un criterio unico per decidere da che parte stare. Mauro indica invece una gerarchia netta: la libertà viene prima di tutto, una dittatura resta tale anche se anti-occidentale. Il popolo iraniano va sostenuto perché l'Iran non è un regime antidemocratico, è un regime antidemocratico. Questa divisione tuttavia non è nuova, è una frattura storica che si ripete sistematicamente. Valori universali contro geopolitica ideologica. Pensiamo all'invasione dell'Ungheria nel 1956, della Cecoslovacchia nel 1968, pensiamo alla difesa ad oltranza di Mao, di Pol Pot, di Castro, oggi di Maduro, eccetera. Pensiamo alla ferita aperta di Gaza, su cui Ezio Mauro passa e non si ferma, perché diventa per molti un alibi per non difendere Kiev e Teheran. In effetti ho scritto io in allegro 3 pagine di questa cosa, hanno pubblicato questa pagina mesi, qualcuno è interessato, la potete andare a leggere. Naturalmente è scritto in sardo e in italiano. L'America fa paura e sveglia l'Europa. E questo è esatto, questo del Cerasa, insomma, te sei un opinionista non de pari conto. Andiamo da innanzi, ma che fascismo? Il rischio oggi è l'autoritarismo. Praticamente siamo già dei manconi, siamo già uno sardo che è la meta, essa politica, insomma,
da Cookie a Minneapolis, Manconi e la democrazia all'orizzonte, e la democrazia all'orizzonte. Il primo fronte, lo scudo penale. E vabbè, insomma, è un articolo dell'Eghere, è completo, io non l'ho letto, me lo leggo dopo, insomma. Il presidente di A Buon Diritto, è un'associazione, replica Giovannardi, degradare e colpevolizzare la vittima di un'ingiustizia è tipico dei regimi. E Giovannardi, questo è proprio di questo tipo. Maturità, latino e matematica al classico, storia e scienze allo scientifico. Annunciate tutte le materie degli scritti, previste nuove regole per gli orali, cioè chi non dà orale praticamente è il bozzato. Valuteremo anche il grado di responsabilità. Sarà bocciato chi rifiuta di sostenere la prova. Valditara spiega le novità, ma gli studenti insorgono una manovra repressiva. Toghe e governo, nuove scintille, scontro sull'autonomia dei giudici. Iscritti subito sul referendum, lupo delle carriere separate oppure no, anno giudiziario, l'inaugurazione, Nordio narrata tesi blasfeme contro la riforma. E vabbè, a iscrivere caleste per blasfema, se sa riforma blasfema osa tesi, o no. Trump blinda l'ICE. Resta a Minneapolis, cioè praticamente prima che la ritira ieri e poi non. Incella un giornalista che a quanto pare ha criticato e hanno approfittato del fatto che siete entrati in una creia, ma un giornalista che sa telecamera e l'hanno arrestato. La vittima Preti era un agitatore, potete scrivere. In un video lo sputo in faccia ad un agente e poco subito devi sparare. Donald Trump torna sulla linea dura, definisce Alex Preti un agente provocatore e fa arrestare Don Lemon, per anni uno dei volti più noti della CNN. L'ICE, la polizia, eccetera, resta a Minneapolis, mentre il presidente attacca la stampa, accusata di aver acceso i riflettori sugli agenti federali a volto coperto, coinvolti nella morte di Preti, e di René Good, due cittadini americani impegnati nelle proteste. Lemon, per 17 anni, anchor della rete alle New, è stato arrestato nel cuore della notte a Los Angeles per essere entrato il 18 gennaio con la telecamera in una chiesa di St. Paul, la città gemella di Minneapolis, dove era in corso una manifestazione anti-ICE. Sulla base di un nuovo video in cui si vede Preti che prende a calci e sputa in faccia ad un agente federale, Trump ha definito l'ex infermiere ucciso dai suoi agenti mascherati un agitatore e forse un insurrezionista, sfumando ulteriormente i confini della libertà di espressione protetta dalla Costituzione. L'arresto di Lemon, di altre 3 persone, un giornalista freelance e 2 attivisti, è stato annunciato su X dalla Attorney General Pam Bondi, in relazione all'attacco coordinato contro una chiesa di St. Paul. Vabbè. Cuba nel mirino, nuovi dazi per chi la aiuta. Su macchine la prepotenza non ha confine. Ultima pagina. Allora, tregua solo a Kiev e domani finisce. Mosca taglia la settimana annunciata da Trump, ma il negoziato riparte. Archivio Epstein, pubblicati altri milioni di file vietati ai minori. In questo file pare che bisogna Trump, quindi una piscina di 3 canne, che ne va in, insomma. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici altri documenti sul caso Jeffrey Epstein, tra cui materiale pornografico trovato nei dispositivi del finanziere morto suicida, in carcere il 10 agosto 2019.
La mole complessiva dei file comprende 3 milioni di pagine, 2000 video e 180.000 foto. Tra i documenti spicca un'email che Epstein si inviò nel 2018, dalla quale emerge che Bill Gates avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile dopo rapporti con ragazze russe. Epstein lamentava anche la fine della loro amicizia. Il nome di Donald Trump compare circa 3.200 volte, in alcuni casi in articoli che Epstein e i suoi contatti si scambiavano, altre volte nelle mail in cui si parlava delle elezioni 2016. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. In Svizzera, la Svizzera si riarma. Ma bene, la Svizzera non fa che parte dell'Europa. Più IVA per sostenere la difesa. La proposta del governo: servono 31 miliardi di franchi. La situazione geopolitica e le tensioni crescenti non risparmiano nemmeno la neutrale Svizzera che si attrezza per potenziare il suo dispositivo di difesa ricorrendo ad un aumento delle tasse, nello specifico dell'IVA. E che in questo terminiamo, si teneva de hoy, e dopo 42 minuti siamo riusciti a ridurre un pacco, ma tocca de la ridurre a mezz'ora, anche se siamo in 42 e 53. Bene, ponemos la sigla de tancatura. Oh, petti scusa che sono le genne comode, scusa, che sul quadro umano non si vede bene. Eh, eh, vabbè. Io no che lo so idenne. Evidentemente questa è una questione di trasmissione. Di trasmissione. Vediamo se un pacco. Ventilo dai nocche. Non mi piace di entrare. Ecco qua. Non riesce a entrare in sa pagina, ma qualche problema. Insomma, non riesce a risolvere questo problema. Allora, o una o l'altra sarebbe sempre le cose. Ecco qua. Ecco qua. Non riesce a entrare, quindi non posisco a se a mia appariano no. Di appare chi bisogna la pagina.
Vabbè, a qualche cara di mezz'orare pure questo, vediamo sono un pacco. Non si sa entrare, quindi non posisco a... Va bene, stancamo de goi, a mezzo videre, e poi non sa sigla stancatura. Va problema, però quando non appare immagine e che renare si va problema, sai. Vabbè, a qualche cara di mezz'orare pure questo, vediamo sono un pacco. Non si sa entrare, quindi non posisco a... Va bene, stancamo de goi, a mezzo videre, e poi non sa sigla stancatura. Va problema, però quando non appare immagine e che renare si fa problema. Vabbè, a qualche cara di mezz'orare pure questo, vediamo sono un pacco. Non si sa entrare, quindi non posisco a... Va bene, stancamo de goi, A mezzo videre di abbonatotto, da BC TV, vi nascino un po' nella rete, insomma, questa potenziata che sa vibra, a tasso difficile a mescolare.